Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Coach Neven Spachia, allora inizia una nuova stagione con quali presupposti, quali auspici? Quale? Goals, your Obiettivi. No, come sempre migliorare, questa è cosa numero uno. Penso che gli ultimi 3 mesi di stagione l'anno scorso abbiamo fatto molto bene, però al finale abbiamo perso questo playoff, per me è doloroso questo, e vogliamo migliorare in tutti i parti di gioco, difesa, attacco, per essere migliori. 2 anni seguiti non abbiamo giocato dopo di prima ronda di playoff e, come detto, vogliamo migliorare. Avrà una dimensione europea questa squadra? Si può raggiungere qualche obiettivo in più a livello di Eurocup? Una buona domanda, perché penso lo stesso anche per Eurocup, no? Vogliamo anche di là di più. Una squadra giovane, una squadra per un gioco del basket che sta un po' cambiando? Sì, non posso dire che è una squadra giovane, però è una squadra un po' più giovane dell'anno scorso, che era il nostro primo obiettivo. Non è tutto per anni, anche per qualità di gioco, però l'anno scorso abbiamo avuto una di più vecchie squadre in Italia e in Europa, però i ragazzi hanno fatto bene. Al finale non abbiamo avuto questa forza per terminare, però questo abbiamo un balance, diciamo, di un equilibrio di talento, un po' più giovani, come ha detto, anche esperienza. Abbiamo una squadra, Andrea De Nicolau, Spissu, Tessitori, Bruno Caboclo, Jeff Brooks, gente molto esperta. Coach, prenda la squadra dell'anno scorso, la confronti con quella che avete costruito quest'anno e che vedrete con il tempo. Quali saranno le principali differenze, soprattutto nello stile di gioco? In questo momento non possiamo parlare di questa squadra, perché ci sono individuali tanti nuovi, 7 giocatori nuovi, tanto talento, fisicità, atletismo, però dobbiamo fare squadra. Se mi fai questa domanda per un mese ti posso dire un po' di più, dunque anche io non capisco dove siamo adesso, giorno 1, però per un mese posso dire un po' di più. Però intenzione era cambiare, perché noi vogliamo giocare difesa meglio che l'anno scorso, anche vogliamo controllare i rimbalzi. L'anno scorso era bene fino di playoff, dove quando comincia playoff comincia un'altra velocità, altra fisicità. Abbiamo perso rimbalzi difensivi, che al finale era chiave per questo playoff. Dunque questa scelta di questi giocatori penso che non aiuta queste cose. E sul campionato, coach, ci saranno le, fra virgolette, solite Milano e Bologna sulla griglia di partenza. Quale sarà secondo lei la sorpresa, e in tutto questo la Reyer che ruolo potrebbe giocare? No, io ho detto di prima, noi dobbiamo migliorare come squadra, individuali come squadra. Dove andiamo al finale non si sa, però posso dire oggi che ci sono 2 lighe, una che giocano Milano e Virtus e noi altri, però noi vogliamo giocare 100% con tutta l'energia e possibilità e provare a vincere contro qualcuno. E dove squadra termina non lo so. Ha detto che ci vuole ancora un po' di tempo, però questa squadra l'ha costruita lei, quindi vedremo per la prima volta qui a Venezia il basket di Neven Spachia. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci? No, sicuro che io sono come
capo allenatore, persona con più responsabilità per gioco di questa squadra, chimica di questa squadra, risultati di questa squadra, però costruire una squadra così ci vuole aiuto di tanti, un capolavoro di Mauro Sartori, anche coach Dalmanson, miei assistenti, Federico Casarini, un presidente che è un presidente di pallacanestro, lui ha giocato, dunque abbiamo fatto un lavoro di gruppo per scegliere i giocatori, però ho capito che è responsabilità a me. Che tipo di gioco? Molto più aggressivo, meglio difesa e campo aperto numero 1 con pace, e questo è una specifica. Noi sicuro che dobbiamo giocare anche 5 contro 5, soprattutto queste partite grandi, non ti lasciano correre come vuoi tu, però da inizio noi vogliamo il nostro DNA, come si dice, di transizione, contropiede, transizione.